Incisi nella dura trachite, i segni del Venetico, quando ancora non si erano affacciati in Veneto i Romani, segnano sull'eterna pietra i confini di quello che fu la città di Padova, che non si chiamava così, e neppure Patavium, come quella in cui nacque Livio. Quello che c'è scritto sui cippi in realtà fa riferimento al tema del confine. Qui è scritto tutto in venetico, le iscrizioni presenti sui cippi quindi sono in venetico. Alcuni di questi cippi hanno delle iscrizioni proprio parlanti, c'è il termine termos che significa confine. Non sappiamo esattamente a quali confini si riferissero, però abbiamo motivi di pensare che alcuni di questi confini fossero quelli tra la città e l'esterno, altri di questi confini fossero in realtà confini interni, quindi suddivisioni di spazi all'interno della città. Ecco l'inaugurazione del nuovo allestimento che vede esposti questi fantastici testimoni di 2500 anni fa. Quindi sono confini, chiari segni di demarcazione, identità e valore di legge tra una zona e l'altra, tra una città e l'altra, e confini degli stessi veneti posti a rimarcare un territorio per chi veneto non era. Raccontano proprio della divisione confinaria, quindi dell'articolazione di spazi, presieduta da una magistratura che l'ha attuata. I cippi sono in questo caso iscritti su 4 facce, per cui dovevano essere letti lungo tutti i loro lati. Sono quei veneti che amano i cavalli a tal punto che non basta rappresentarli con il bronzo, con la pietra, ma si fanno seppellire con il loro animale, come in questa straordinaria sepoltura in riva al Piovego. E quegli stessi veneti che quando arrivano i romani, magari con i romani si sposano, come accade per questa donna, Ostiala Gallegna, ma che continuano a mantenere un tipo di abito dei veneti, come prova il rilievo tombale che la vede di fianco al suo uomo vestito alla romana. D'altronde Patava era già Padova prima che arrivassero i nuovi dominatori, prima che il Veneto entrasse come decima regio nell'orbita di Roma. La Padova antica era una Padova che viveva sul fiume, ma che dal fiume a volte doveva difendersi, ma era una città, con uno sviluppo anche in termini di articolazione spaziale sicuramente importante.